intervenire, il mio era soltanto come dire, la presenza doverosa per omaggiare intanto Pietro da Cortona e per ringraziare gli organizzatori della giornata così importante, la dottoressa Ciabattini, l'Accademia Etrusca e questi eccellenti relatori. Credo che se Cortona oggi è quella che è dal punto di vista culturale, artistico e anche turistico, è grazie a questi grandi concittadini che noi abbiamo avuto, ma soprattutto credo grazie al fatto che non ce ne siamo mai dimenticati di questi illustri concittadini, quindi abbiamo sempre nel corso degli anni costruito delle giornate come questo per approfondire, per ricordare, per comprendere quelle che sono state le nostre grandi personalità sia all'interno del territorio portonese ma soprattutto fuori dal territorio. Io vi ringrazio veramente per la vostra presenza e grazie mille ai relatori, quelli che ho ascoltato, veramente complimenti perché è molto, molto interessante e vi auguro un buon proseguimento. Grazie. Riprendiamo la giornata dedicata a Pietro Berrettini con l'intervento di Claudio Franchi dedicata agli argenti del Conservatorio di Sant'Eufemia. Vi ricordo che il Conservatorio di Sant'Eufemia è l'ente che detiene storia della cripta di Santa Luca e Martina, in particolare la parte sottostante la chiesa di Santa Martina, con vicende molto avventurose. Finalmente l'intero patrimonio di Sant'Eufemia, che era stato sottratto alcuni anni fa, è stato ritrovato e Claudio Franchi, storico dell'arte, storico delle tecniche degli argenti, dell'oro eccetera, ci parlerà oltretutto allievo di Bruno Toscano che per Bruno Toscano è sempre stato parte fondante del proprio magistero didattico, questo della conoscenza delle tecniche, e quindi abbiamo una voce credo autorevolissima a parlarci in questo problema.